Allora, si ritorna alla macchina lungo le piste da sci dello Zoncolan dopo un inverno passato senza poter mettere sugli sci, neanche fare una discesa. Ve lo giuro ragazzi che fa malissimo. Incrociamo le dita e speriamo che quest'inverno si riesca a fare qualche sciata. Feeling free to live my life, free to roll the dice, free to go left or Oggi abbiamo scelto di fare lo Zoncolan per degli ottimi motivi. Il primo, ci siamo svegliati tardissimo. Il secondo, non avevamo tanta voglia di camminare. Il terzo è che a Cristina gli faceva male il piede, quindi non sapevamo quanto avrebbe resistito. E il quarto perché lo Zoncolan, in caso tu non voglia camminare, ha un sacco di rifugi dove poter andare a mangiare, quindi la situazione era perfetta. Alla fine siamo riusciti a fare un bel giro, ve lo spiegheremo sulla carta tabacco, e è stato semplice, è stato panoramico e lo consigliamo assolutamente. E una piccola parentesi: in questo periodo qua tutti i rifugi chiudono intorno alle 5, quindi organizzatevi in caso di venire la mattina presto per poi avere un paio d'ore per poter usufruire del rifugio. Via la carta tabacco. Il percorso che abbiamo fatto oggi è stato questo: noi siamo arrivati con la macchina fino al Monte Zoncolan e qui abbiamo parcheggiato, poi a piedi abbiamo percorso la strada principale che porta verso Varo per una ventina di metri finché sulla vostra sinistra incontrate l'inizio del sentiero 170. Prendete il 170 fino al primo bivio, poi svoltate a destra e proseguite lungo il 170 fino ad arrivare al Monte Tamai. A questo punto noi siamo scesi giù lungo questo sentiero e a un certo punto trovate un cartello con l'indicazione di diversi percorsi. Voi prendete il 166 che vi porta dritti su fino al Monte Arvenis. Da qua la vista è meravigliosa. Dal Monte Arvenis noi siamo ritornati indietro lungo il 166, poi siamo arrivati al 170 e a questo punto in cima al Monte Tamai abbiamo deciso di prendere il sentiero a destra che praticamente sono le piste da sci. Noi abbiamo percorso il 170 a ritroso fino ad arrivare al Monte Zoncolan e quindi al parcheggio con la macchina. Bene, il video con questo termina. Noi come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto. Vi aspettiamo al prossimo video. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca. Ciao ciao.